nostro viaggio comincia da Aquileia, la quarta città più importante nell'epoca d'oro dell'impero romano. Aquileia fu fondata nel 181 a.C. e giunse a contare 200.000 abitanti. Oggi ne ha poco più di 3.000. Aquileia ebbe un'importanza fondamentale per la diffusione del cristianesimo e dopo l'editto di Costantino del 313 la diocesi di Aquileia fiorì, tanto che nel 381 qui si tenne un importantissimo concilio. La musica e la liturgia ebbero un grande impulso di crescita. Il rito ed il canto proprio del patriarcato di Aquileia nascevano come fusione fra Oriente e Occidente. San Gerolamo, che aveva soggiornato ad Aquileia nel 370, era rimasto ammirato dai cantori, dai chierici, e disse: «I chierici di Aquileia cantano come un coro di beati». Nel 452 Attila penetrò nella città devastandola. In seguito all'invasione longobarda la sede del patriarcato venne spostata a Cividale, dove nacquero due grandi personalità, Paolino d'Aquileia e Paolo Diacono. A Paolo Diacono si attribuisce la paternità dell'inno di San Giovanni, che Guido d'Arezzo prese per dare il nome alle note musicali. Il 3 aprile 1077 è l'anno di fondazione della patria del Friuli e l'importanza del patriarcato, per quanto riguarda la musica, crebbe ulteriormente. Dai codici liturgici esistenti si ricava che in Friuli, durante il periodo patriarcale, venivano utilizzati come canti l'antifonale romano e il graduale romano, ma le melodie spesso venivano modificate con forme locali e con quelle aggiunte di canti provenienti da altre fonti, intrecciandosi con influenze popolari che arricchivano ulteriormente i canti. Quindi, sulla base del canto romano, venivano innestati elementi orientali, gallicani, morastici, il tutto armonizzato dal genio proprio della gente friulana.